Era notte fonda quando i residenti di una palazzina del Monte Bellunese sono stati svegliati da rumore di vetri in frantumi, urla e minacce. A compiere il gesto un 46enne di Castelfranco Veneto che, armato di cricca, ha scagliato con tutta la sua forza l'oggetto verso la vetrata del condominio mandandolo in frantumi, nel tentativo di raggiungere l'abitazione della sua ex compagna. Alla base di questo folle gesto, dunque, ci sarebbe stata la volontà di ritornare con la ex fidanzata. Spaventati dall'ira dell'uomo, i residenti hanno allertato i carabinieri che prontamente sono intervenuti sul posto per bloccarlo. Da subito apparso in evidente stato di alterazione psicofisica, ha opposto resistenza ai militari dell'Arma. Per placarne l'aggressività, sul posto è intervenuto anche il personale del 118. Processato per direttissima, è stato in giornata convalidato l'arresto del 46enne e disposto dal giudice anche il divieto di dimora nel comune teatro del grave fatto. E sempre sul fronte della sicurezza, i carabinieri della stazione di Resana la scorsa notte hanno fermato per possesso di porto abusivo di oggetti atti a offendere un ragazzo di 22 anni residente della zona. Il giovane è stato infatti trovato in possesso di 2 coltelli con una lama della lunghezza di 9 e 11 cm che gli sono stati prontamente sequestrati.